volevo intervenire su un paio di punti. Il primo, approfitto perché volevo chiedere all'assessore Bordonello un chiarimento su questo aiuto che noi diamo alle imprese friulane, come si diceva, le imprese coinvolte nelle vicende del Corlato Verde, e quindi diamo la possibilità di ottenere garanzie tramite i profili a chi ha avuto questa città di cui, siccome nell'emendamento presentato andiamo ad aiutare le imprese che erano in veste di azionisti o obbligazionisti. Io le chiedo via tutto provocatore se vuole, ma che cosa farlo? Le obbligazioni e le azioni sono uno strumentalissimo, perché quando noi un anno e mezzo fa avevamo fatto una proposta per aiutare tramite un fondo di rotazione, quindi soldi che sarebbero comunque tornati alla regione, quindi a costo zero, i soci prestatori delle cooperative che sono ovviamente rimasti coinvolte in altre vicende ovviamente completamente differenti. Quella volta non è stata accettata la nostra proposta, è stato posato l'emendamento che avevamo presentato, e poi nei mesi a seguire ci siamo sentiti dire spesso che quei soci prestatori avevano di fatto avuto un tipo di investimento a rischio. Ora io non so come facciamo a spiegare sinceramente questa cosa, che per noi ovviamente è un aiuto alle imprese che può andare benissimo e sicuramente non voteremo contrario, però capisce anche lei l'assessore che però qui noi dobbiamo aiutare chi era gestore azionista e obbligazionista. Per quanto riguarda le quotate, anche qui si ritornerà all'assessore Bordonello, noi cerchiamo di intervenire, sicuramente non come ricordava poco fa il Presidente Pelino, perché a marzo del 2014, quando forse è stato educato nelle proteste in questa regione, avevamo fatto una richiesta di sospensione delle cartelle esattoriali che continuavano ad arrivare anche ovviamente per questi motivi. Chiaro, non arrivavamo a chiedere quello che oggi proponiamo, perché il motivo per cui avevamo anche sottoscritto questo emendamento, che speriamo metta male su quello che è successo, ci permetta di andare avanti, permetta di salvaguardare il credito, che è esattamente quello che in qualche modo volevamo noi, soprattutto a fronte anche delle notizie che in quei mesi erano venute fuori riguardo la magistratura, riguardo gli algoritmi che poi sono stati cambiati e tutte le cose che ci siamo detti tante volte. Un piccolo appunto lo faccio sulla possibilità che diamo ai consorzi industriali di costruire nuovi capannoni per i soliti motivi che da 3 anni ovviamente ci vedono contrari alla costruzione di nuovi capannoni. Ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo anche detto spesso che costruire dei capannoni prima che arrivino le aziende può essere un pericolo, perché poi ogni azienda vuole costruirsi il capannone come vuole, e quindi questo tipo di manovra sinceramente lascia molte perplessità. Volevo aggiungere anche qui, non torno sul stato pensiero, dentro tutta la cosa. C'è ancora lì questo contento, non torno, per ora, ci torneremo domani sicuramente. Ma torno sul motivo per cui ieri incazzavo in qualche modo il relatore Riva, che non c'entrava nulla con questa norma. Non c'entrava nulla. Tant'è che avevo detto già ieri, ovviamente il Presidente Riva non poteva sapere quello che stava accadendo ed è il motivo per cui nella sua relazione non poteva essere. Ma mi riferivo al fatto che
va messo come terza regione ideale. E allora ho sottolineato come nel 2015 e nel 2014 eravamo secondi e quindi c'era magari un motivo di preoccupazione da quel lato più che di entusiasmo, perché se siamo retrocessi vuol dire che o qualcuno ha corso più veloce di noi, magari possiamo fare più noi, oppure ci sono altre possibilità. Ieri parlavo probabilmente perché i servizi della nostra regione saranno migliorati sicuramente in certi casi, evidentemente altri sono peggiorati solo. Per quanto riguarda l'aumento dell'occupazione e della disoccupazione, anche qua andrebbe di meno caldo, soprattutto perché, come ricordava il Presidente Lauri, è vero, ma è anche vero, che il boom dei voucher che abbiamo più volte sottolineato sia in commissione che anche in quest'Aula, porta a considerare una persona occupata una persona che abbia svolto almeno un'ora di lavoro remunerata in denaro o in natura. Questo bonus di remunerazione in natura perché non vorrei creare ulteriori penalità. Ma in denaro sì, cosa vuol dire? Che basta prendere un voucher la settimana prima di fare le statistiche e si risulta occupato. Altro che chi prende il sostegno al reddito e ha 200 euro, qua siamo a 5 euro e si è occupati. Stessa cosa per quanto riguarda la disoccupazione. Una volta i disoccupati andavano anche più volentieri e sempre per impiego a dichiararsi perché chi non lo faceva non prendeva soluzioni sociali in tal senso. Adesso è stato tolta questa previsione. Sono queste le lo so, appunto, parlavo di attività produttive, ma riguardava più che altro questo. Allora, comunque, vabbè, stanno concludendo giustamente il fermo.